Buongiorno amici da casa, sono le 6 e quest'oggi ci ritroviamo nella nostra baia preferita per questa scaduta. Ieri ha piovuto tutto il giorno, mare grosso, e quest'oggi ritroviamo una baia un po' diversa, acqua sporca, mare leggermente mossino per quanto possibile, e vediamo un po' come va questa mattina. Buongiorno amici. Oggi con noi abbiamo americani, qualche cannolicchio e di riserva un po' di coreana rossa. Partiamo subito con dell'americano e poi vediamo che combinare. E mezza, il primo a farci visita è un bel saragotto. Bastano 5 minuti e lo raggiunge subito suo fratello. Si parte forte questa mattina. 3 partenze, 2 strike, un giro di mezz'ora, una media niente male. Sta iniziando a uscire il sole ed albeggiare. Con noi quest'oggi il nostro amico Daniele, che anche lui ha avuto un sussulto sulla canna, e speriamo di vedere altri pesci questa mattina. Neanche il tempo di lanciare e si vedono i primi sussulti. Sette meno un quarto, situazione abbastanza calda questa mattina, l'acqua decisamente sporca, come potete vedere fa uscire veramente una quantità di pesce che non troveremo in situazioni normali con l'acqua cristallina. Oggi nuovamente ripropongo in montatura scorrevole girellina portapiombo, una serie di perline girelle che vanno a fare da ammortizzatore alla nostra girella moscatone. Stamattina 125 grammi, siamo in una baia, quindi va bene, un po' di corrente ma non è eccessiva. Terminale 0,22 fluorocarbon, che magari poi cambieremo con un 24, sempre fluorocarbon, americano, amore dell'8. Adesso questa mattina con noi abbiamo anche, visto il mare, un po' di cannolicchio che abbiamo prontamente innescato sul lago con l'ausilio del filo elastico, poi i nostri americani, e tra un po' faremo partire anche questo tentativo di cannolicchio. Eccolo, il terzo della mattina. Eccoci, sono le 7:20, situazione di scaduta buona. Siamo all'interno della baia di Paragi, quindi una baia protetta. I saraghi sono scatenati questa mattina, ci hanno costretto all'utilizzo anche del cannolicchio per deviare un po' la taglia più piccola. Continuiamo così amici da casa. Buongiorno a tutti.
Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Beh, Saragone. Che scaduta, amici. Quando troviamo queste condizioni di mare, il giorno prima mare grosso, pioggia, il giorno dopo assenza di vento, ci si presenta, sappiamo già che ci si presenterà una bella scaduta. Queste situazioni sono da prendere assolutamente al volo. Queste baie protette ci riparano sicuramente dal vento e dal mare diretto. E in situazioni normali troveremo acqua cristallina che difficilmente ci farà trovare qualcosa. Invece in queste situazioni l'acqua è sporca, i detriti si stanno depositando ed è la situazione ideale per la pesca a fondo. Questa mattina con me ho la mia Spire 200 4,30 m della Shimano, la meravigliosa Maverick Titanium Oceano 450 250, per quanto possa sembrare una canna, un palo come si dice, è veramente sensibilissima, è una canna che consiglio, meravigliosa. Tutte e due con due Shimano, due muli, un 14.000 e un 6.000. Entriamo nella terza ora di pesca. È uscito fuori il sole, il mare è sempre un po' agitatino sullo sporco, i pesci iniziano un po' a calare. Ma restiamo fiduciosi. Adesso ho visto la presenza di corrente, proviamo 0,25 fluorocarbon e lo flotteriamo. Vediamo un attimino se riusciamo a tenerlo un attimino più a galla e se la situazione cambia. Quarto, anche se la baia si protegge dal mare diretto, non siamo assolutamente riparati per quanto riguarda la corrente che inizia a salire. Abbiamo provato, siamo partiti con uno 0,22, 0,24 e adesso per finire passiamo diretti allo 0,30 e vediamo un po' se ci permette di rimanere in pesca. Eccoci, adesso insieme innescheremo il canolicchio. Come potete vedere, il canolicchio ha un suo involucro come la maggior parte dei molluschi e dove andremo a togliere la parte più morbida, cioè il mollusco di per sé, e lo passeremo con l'ago con l'occhiello. Lo passiamo come un normale di qualsiasi verme. Togliamo un po' di eccedenza. Rimarrà il mollusco di per sé. Adesso lo risistemiamo sull'ago, prendiamo il nostro filo elastico e iniziamo a girarlo.
Ecco qua il nostro innesco. Alle 11 la situazione si sta calmando, è uscito fuori il sole e la nostra scaduta è ormai alle battute finali. Sicuramente l'acqua rimarrà sporca anche oggi pomeriggio e magari anche domani mattina, ma diciamo che la parte col mare un po' più agitato ce la siamo presa questa mattina e abbiamo visto dei buoni risultati. Adesso ci facciamo quest'ultima oretta nella speranza che esca una sorpresa. Anche il nostro amico Daniele è riuscito a scappottarsi ed è uscito un altro sarago. L'ultimo pesce farci visita questa mattina, un bel rombetto che ributteremo in mare. Eccoci amici, finalmente a casa. Che dire, come abbiamo visto basta stare un attimino più attenti al meteo e fare le nostre scelte in base a questo ci porta sicuramente a ottimizzare l'azione di pesca. Ieri è piovuto, vento forte, mare grosso, questa mattina è completamente scesa, è cambiata completamente la situazione, mare in attenuazione e senza vento, l'acqua era leggermente sporca comunque sullo sporchino andante e ci ha permesso di fare delle belle catture, quindi guardate sempre il meteo prima delle vostre battute di pesca. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi alla pagina seguente di Surfcasting GBT Liguria perché le avventure sicuramente continueranno. Buona giornata a tutti ragazzi.